Buonasera, ben ritornati, buongiorno, siamo tutti insieme naturalmente con i nostri amici dello SPCGL e anche con la CGIL per gli aggiornamenti del mondo del lavoro. Anche quest'oggi dedicheremo l'accento in modo particolare alla questione delle case di riposo che vede coinvolti non solo tantissimi ospiti anziani, molto anziani che si trovano anche in difficoltà, ma naturalmente anche tanti lavoratori e lavoratrici. Una situazione difficile che va gestita, non riguarda soltanto il nostro territorio, ma lo sappiamo anche a livello nazionale, con situazioni anche per carità peggiori che non da noi, però è importante risolvere quanto prima, trovare una soluzione a questi problemi. Parleremo poi della ripresa che c'è stata per molte aziende del mondo del lavoro e comunque anche delle proiezioni che ci possono essere nella cosiddetta fase 2 quando arriverà. E sentiremo il sindacato della CGIL cosa dirci al riguardo. Siamo collegati quindi come se avessimo qui con noi in studio Maria Rita Gentilin, segretaria generale SPCGL di Belluno, ben arrivata, grazie. Da Feltre in modo particolare collegata. E ben arrivato, ben ritornato Paolo Righetti della segreteria regionale della CGIL, eccolo qua, ben ritornato. Buongiorno a tutti. Bene, allora io direi di cominciare con la segretaria Gentilin perché ci fa un po' un focus su quella che è la situazione case di riposo nell'area del Bellunese che finora non abbiamo affrontato in modo approfondito. Che numeri possiamo parlare e qual è la situazione un po' in generale? Sì, i numeri, le case di riposo che sono presenti nel nostro territorio sono 32 case, 32 residenze e sono 2300 gli ospiti che sono all'interno di queste strutture. Questi sono i numeri. Altri numeri al momento diciamo sono questi i numeri. Sono più che sufficienti, sono anche importanti. Prego? Sono anche importanti, dico, cioè sono un numero abbastanza importante di persone. Sono tantissimi, 2300 persone che comunque sono appunto, vivono una situazione adesso molto difficile proprio perché all'interno delle case di riposo non arriva nessun familiare, sono praticamente chiuse e vivono in una solitudine completa. Le videochiamate sono eccezionali, non posso parlare in forma, diciamo, non è una situazione uniforme ovviamente perché le case di riposo sono tante, alcune sono grandi ma molte sono anche piccole, per cui ovviamente nelle case di riposo piccole meno risorse ci sono e meno anche, diciamo, magari tempo per così anche favorire i collegamenti telefonici o telematici, se vogliamo dire adesso. Ecco, questa è la situazione. Noi comunque come SPI di Belluno siamo molto preoccupati proprio perché molte sono state le chiamate da parte dei familiari che hanno i loro cari all'interno delle strutture. Ovviamente l'ansia e gli stati d'animo sono molto, diciamo, non sono sereni proprio perché manca, diciamo, un contatto con i familiari. Sì. Con questo non si è riusciti, la interrompo un attimo, non siete riusciti in qualche modo a sopperire magari con l'utilizzo della tecnologia, magari dotazioni di tablet o qualche strumento che possa... Sì, tutte le case di riposo hanno comunque a disposizione un tipo di strumentazione che possono collegarsi facilmente in videochiamata, diciamo, con i familiari e con l'esterno. Il problema appunto sono i tempi di collegamento che insomma le videochiamate ci sono ma non sono così frequenti, non sono giornaliere, ecco, se vogliamo dire. Ah, non sono giornaliere. Non per tutte le case di riposo sono giornaliere, no. Ecco.
Noi abbiamo cercato di capire quali erano anche, diciamo, le esigenze delle case di riposo, abbiamo cercato, stiamo mettendo in atto anche per alleviare proprio diciamo, la tensione di questo periodo, stiamo mettendo in piedi un progetto in modo che ci siano, per così favorire la presenza di psicologi a supporto proprio degli anziani che sono all'interno delle case di riposo. È un progetto che mettiamo in piedi con il piano di zona e sta per essere, diciamo, sta nella fase di implementazione in questo momento, proprio perché capiamo che questa lunga mancanza di contatti con l'esterno per le persone che sono all'interno è dura. Per quanto riguarda comunque la situazione delle case di riposo, noi abbiamo capito che sono partiti in ritardo con la messa in sicurezza degli ospiti nel rispetto del contagio da Covid, e soprattutto si sono trovati nell'emergenza senza la dotazione dei dispositivi individuali di protezione, e questo veramente è una cosa che ci ha preoccupato. Il fatto adesso di avere è il dato che ci ha dato ieri nell'incontro ufficiale con il direttore generale dell'ULSS numero 1 e il direttore del distretto del sociosanitario, e ci hanno dato appunto i numeri delle presenze dei contagi all'interno delle case di riposo. Le case di riposo contagiate sono 10 e il numero dei contagiati in totale sono 74. Sappiamo però che nel frattempo 12 persone sono decedute per Covid. Dunque, quello che noi abbiamo adesso chiesto in questa riunione, in questo incontro ufficiale, sindacati e dirigenza, è stato quello di chiedere che le persone, che ci siano appunto le modalità e siano attuate tutte le misure di prevenzione, ma soprattutto gli isolamenti delle persone così che hanno contratto il Covid, e che per quanto riguarda un'attenzione particolare a tutti coloro invece che sono, diciamo, esenti al momento dalla patologia. Sono tutte delle situazioni che sono semplici a dirsi ma molto difficili a costruire all'interno di una casa di riposo, proprio perché anche gli operatori in molte case di riposo sono stati contagiati, gli operatori ovviamente contagiati sono a casa, gli operatori devono essere sostituiti. Abbiamo chiesto proprio che venga fornita, che si vengano così formate delle squadre di operatori che possono essere utilizzate sulle emergenze e dove ci sono e anche in tempi urgenti, quando proprio si verificano che mancano gli operatori nelle case di riposo. E questo così nelle discussioni anche di ieri ci è stato assicurato. Quindi avete avuto una risposta, diciamo, positiva? È possibile trovare delle persone che sostituiscono? Sì, dalla parte dell'ULSS abbiamo capito una grande attenzione adesso alle case di riposo. Dico adesso perché magari proprio i primi giorni forse anche l'ULSS molto presa all'interno delle problematiche e delle criticità che ci sono state ovviamente negli ospedali quando c'è stato l'impatto dei primi arrivi delle persone in gravi difficoltà proprio per la sintomatologia data da questo virus. Ecco, abbiamo chiesto all'ULSS che faccia anche da punto di riferimento per le case di riposo, perché le case di riposo non hanno
quelle che hanno una grande struttura riescono a gestire tutto, quelle che hanno la struttura piccola, come dicevo prima, fanno fatica e non hanno appunto un punto di riferimento dove poter così chiedere aiuto e sostegno e indirizzi. Loro hanno dei protocolli che devono seguire, ma seguire un protocollo, come dicevo prima, scusate, è più facile a dirsi che a metterlo in pratica. Le strutture della nostra provincia sono strutture non nuove, per cui una struttura vetusta ha naturalmente molte più difficoltà nella gestione e anche nell'essere sanificata ed essere anche messa in qualche modo in una struttura che possa essere gestita facilmente, insomma. Esatto. Che tipo di interventi da quel punto di vista, anche in proiezione futura, perché agire sull'emergenza è tipico del nostro paese, però fino a un certo punto può essere utile, bisogna anche portarsi un po' in proiezione nel tempo e quindi fare degli interventi programmabili, strutturabili e attuabili. Quindi che cosa anche pensate da questo punto di vista? Quello che abbiamo chiesto proprio il fatto che ci sia che sia possibile avere delle aree di isolamento, ma se l'area di isolamento non è fattibile all'interno di queste strutture, che venga così indicato o un albergo oppure comunque una struttura, un immobile dove poter far convogliare le persone che hanno questo tipo di contagio, in modo da poterle curare e naturalmente isolare dal resto degli ospiti. Questo anche c'è stato, diciamo, è stato accolto, ma perché lo dobbiamo, come diceva lei, mettere in campo anche per il futuro e forse avere diciamo, delle aree di questo tipo dove poter convogliare, diciamo, le persone contagiate anche quando ci sono le forti influenze che attaccano, diciamo, all'interno delle case di riposo e poi sono letali per molte persone. Pertanto deve essere vista appunto in prospettiva anche proprio una rivoluzione del sistema e consegnando, diciamo, delle strutture che siano delle strutture, ma anche di una operatività che sia indirizzata in questo senso, dando la possibilità di dividere, diciamo, i percorsi fra le persone che hanno appunto che siano state appunto contagiate e le altre. Sì, assolutamente. Invece, La interrompo un attimo, poi torneremo su questo argomento, anche se andiamo in pubblicità qualche secondo. Dopo la pubblicità passiamo al mondo del lavoro, poi nell'ultima parte entrambi un po' l'uno un po' l'altro per gli altri approfondimenti. Quindi restate con noi, pochi secondi di pubblicità.